fa molto freddo, ok? Anche perché sono a mezze maniche per fare la figa davanti alla camera e finisce che mi metto la copertina sulle ginocchia. Bellina questa, vero? Me l'ha regalata Luciano ad un nostro anniversario, forse San Valentino, non mi ricordo, e ci ha stampato sopra tipo le nostre foto, lui, e da qualche parte ci dovrebbe essere anche il cane. Eccolo! Adorabile. Oggi sono in ritardo, è tipo l'una e tra un'ora devo scendere per andare a rifare questi capelli che ormai sono senza forma e non so più come metterli. Oggi veramente per tenerli in piega così ho fatto un casino. Faremo un make up. Scusate, nel frattempo mangio una cacchio di barretta di nocciole e non so che altro perché non ho tempo per pranzare. Buone. Non sono quelle che spacciano per dietetiche. Volevo fare un make up blu perché mi andava così. Volevo fare il verde in realtà, ma non ho dei verdi tipo scuri, intensi, senza sbrilluccichini dentro. Quindi ho detto, sai che c'è? Visto che ho tantissimi bei blu, c'è il blu. Sono una puffetta. Infatti il background, la luce del background non è a caso, eh. Prendo varie palette, ve le mostro all'inizio così dopo non ve le ripeto. La Jean-Michel Basquiat di Urban Decay che ha questo blu bellissimo, ma anche questo accanto. La Pat McGrath che è finalmente arrivata da Sephora, quindi stay tuned perché prenderò il fondotinta che, cioè, già so che adoro. Prendo la sua palette Mothership e penso che utilizzerò, va bene, ce la possiamo fare. Penso che utilizzeremo questo. Poi una serie di ombretti depotati di Nabla e credo che ci siano dei blu interessanti come questo shiny e questo qua un po' più chiaro. Dunque, parto, perché io parto sempre, si sa dove vado. Ho sminchiato il sopracciglio, ma tutto sotto controllo. Allora, oggi parliamo, o almeno ci proviamo a parlare d'amore. Mi avete chiesto su Instagram di parlare appunto di come comportarsi quando si viene lasciati, quando c'è una delusione d'amore, cosa succede al nostro cuoricino. Io ho avuto moltissime delusioni nella mia vita, ma come tutte le persone. Sono un pochino più grandicella di alcuni di voi che mi seguono, quindi potrei magari dare qualche consiglio. Questa cosa l'ho trovata molto carina. Intanto parto con un colore easy, questo. Il pennello di Nabla è il mio preferito in assoluto, il Pointed Crease, ormai lo sapete. Allora, io ho avuto parecchie delusioni. Quando ero più piccola, tipo appunto adolescente, così 14-15 anni, non riuscivo a gestirle, proprio entravo in depressione, piangevo tutto il giorno, me ne stavo a letto. Non che da grandi non si faccia, Però diciamo che più sei giovane, più non ti conosci, più non riesci a controllare la situazione, più stai male. Intanto vado ad applicare questo colore su tutto il cerchio, diciamo su tutta la crease della palpebra e insomma poi per una ragazza così sensibile come me non è mai stato facile perché io mi affezionavo facilmente, poi come una cretina credevo a tutto quello che mi dicevano, insomma non è stato facile, per cui vi posso assicurare che i consigli che posso dare vengono da un'esperienza, da una che non sapeva nemmeno come comportarsi in questi casi. Allora, sicuramente la prima cosa che posso suggerire è coltivate il vostro rispetto, abbiate dignità per voi stessi, ma allo stesso tempo non abbiate paura di chiedere, di farvi avanti, di anche chiedere scusa, che è una cosa che non si fa molto frequentemente, soprattutto quando si sa che siamo dalla parte della ragione, tendiamo a non venire incontro all'altra persona, anche se nella maggior parte dei casi posso dirvi che secondo la mia esperienza, sì, ok, ci sono dei soggetti che sono particolarmente stronzi, ma è quasi sempre un 70-30, 50-50, 60-40. La responsabilità c'è sempre un po' da entrambe le parti. Con questo non sto dicendo che i soggetti stronzi non esistono, o che non ci sono, o che non abusano di questa percentuale nella relazione, ma nella maggior parte dei casi c'è un minimo di colpa anche dall'altra parte. Lo sapete, queste mani. Quindi con l'ombretto formate questa bella mezzaluna, prima picchiettate per rilasciare il colore e poi iniziamo a sfumare. Con lo stesso pennello, movimenti circolari, piccolini,
così. Quindi un minimo di colpa c'è da entrambe le parti. Assodato questo, quando vi trovate lo stronzo, come vi comportate? Numero 1, noi donne siamo particolarmente attratte dagli stronzi. Quando vi trovate lo stronzo, care mie amiche, premesso che io parlo al femminile perché faccio l'esempio a partire da me, ma questo discorso è applicabile assolutamente a tutti, qualunque orientamento sessuale voi possiate avere. Lo stronzo esiste, o la stronza ovviamente. Quindi ogni volta che mi riferisco a voi anche come amiche eccetera eccetera è perché mi viene comodo, ma le mie ame sono tutte uguali per me, come figli. Quando vi trovate lo stronzo, lasciatelo praticamente sfogare, ditegli quello che volete dirgli anche se pensate di perdere quella persona, perché credetemi, in alcuni casi se la perdete guadagnate tantissimo, e soprattutto non lasciatevi influenzare, plagiare. Io ho avuto ben 2 grandi plagiatori psicologici nella mia vita, quindi ve lo posso dire con una certa cognizione di causa. Nel frattempo vado a prendere con lo stesso pennello che ho un po' pulito sull'asciugamano o su un fazzoletto come volete, questo colore qua di Nabla. Praticamente è mezzo tono più chiaro di questo, quindi facciamo un po' una transizione. Con quelli che credono di avercelo solo loro, dovete esattamente agire come fanno loro con voi. E no, io non porgo l'altra guancia, ho almeno imparato a non fare così, soprattutto in questi casi. Poi per carità, di norma uno, se riesce ad essere tra virgolette buono, ok, però cioè se uno ti sbatte in faccia alla realtà vi racconto un piccolo episodio per farvi capire di cosa sto parlando, altrimenti sembra che vaneggio così a caso. Ai miei 20 anni avevo conosciuto un ragazzo più grande di me di 5 anni, ci siamo innamorati. Scusate se mamma Castoro interrompe questo piccolo aneddoto, ma vado a prendere questo blu qui e lo applico all'angolo esterno. Dicevo, ho conosciuto questo ragazzo, io innamorata persa, poi figuriamoci, lui è un musicista, io con i musicisti ci ho avuto sempre un mezzo debole, anche perché cantavo anche io, quindi la musica mi ha fatto sempre uno strano effetto. Cos'era sta roba qui? Vabbè. Quindi io super presa, super innamorata, pensavo le classiche cose che tipo saremmo stati insieme tutta la vita, e lui nel frattempo si faceva i suoi programmini, mi aveva praticamente allontanato dalla famiglia dicendo che la famiglia non teneva a me, mi lasciavo facilmente condizionare perché ero totalmente persa. Vado anche un po' nella piega. Insomma, lui viveva tra la Toscana, non voglio dire dove, e la provincia di Napoli dove abitavo io e dove andavo a prendere lezioni di canto. Fintanto che stava in provincia di Napoli, quindi si era fatto un periodo di molti mesi, ci vedevamo piuttosto facilmente, insomma eravamo piuttosto vicini. Sono andata a sfumare questo blu nell'azzurro. Non appena si è ritrasferito in Toscana, praticamente sto tipo è sparito, cioè nel senso, io lavoravo per mantenermi gli studi all'università e per studiare canto, e lui invece stava a casa dei suoi in attesa della grande occasione di diventare il musicista del secolo. Amore. Che non c'è niente di male, però io trovo che se hai un obiettivo ti dai da fare e cerchi il modo di sfondare se questo è quello che vuoi, non è che te ne stai tutto il giorno a dormire e non fai niente. E attenzione, non aveva nessun malore, non soffriva di nessun trauma, nessuna depressione, niente di niente, era semplicemente super svogliato, super lazy, super pigro della vita. Ed era così anche con me, cioè voglio dire, se hai una relazione la devi saper coltivare, non puoi adagiarti e aspettare che l'altra persona venga sempre da te, cosa che succedeva. Non solo succedeva questo, ma tra l'altro io mi sentivo dire che in realtà ogni volta che gli chiedevo di venire da me, quindi di scendere, mi sentivo dire che in realtà ero io che non volevo salire, che ero appunto non ci tenevo a lui, eccetera eccetera. Io ovviamente come una cretina in quel momento non ragionavo, quindi pensavo che lui avesse ragione e continuavo a fare sta cosa di su e giù spendendo un sacco di soldi, e lui bello lì tranquillo che praticamente aveva tutto, aveva la fidanzata a domicilio, viveva a casa dei suoi, quindi mangiava, beveva, non spendeva un euro in bollette, niente, nessuna responsabilità assoluta, dormiva il cacchio che gli pareva, suonava tipo quelle 2 ore al giorno che
Vuoi diventare un musicista famoso? Va bene. In quale modo vuoi diventare musicista famoso? Chi lo sa. Anche io posso truccarmi mezz'ora al giorno e pretendere di diventare Pat McGrath. E insomma, morale della storia, io facevo tutto per lui zero per me, cioè scendeva quella volta l'anno di convenienza, chissà come, ecco. E arrivammo ad un punto, senza farvela troppo lunga, dove praticamente lui mi aveva rincretinito così tanto che sono scappata via di casa pensando di andare da lui in maniera definitiva, portandomi dietro anche il cane in treno, dove non avevo prenotato il posto, quindi ho pagato l'ira di Dio. Cioè proprio mi sa che mi sono presa la multa per andare da lui con una valigione dove avevo il minimo indispensabile, perché portare tutta la casa dietro non era possibile, di nascosto dai miei genitori. Sì. Voi non ve l'aspettavate da Tonia, ma io sono scappata da casa. E insomma, raga, morale della storia, morale della favola, arrivo lì e pronta a costruire questa vita con lui, a dimostrare ai miei genitori che si sbagliavano, che non è vero che lui non era fatto per me, che era un nulla facente, eccetera, eccetera. E allora gli dico, il primo giorno che arrivo lì, gli dico: guarda, io sono pronta, andiamo a cercare lavoro insieme, che bello, eccetera. E lui invece che voleva continuare a fare la sua solita bella vita, senza preoccuparsi di niente e di nessuno, senza costruire niente con me, tra l'altro. Raga, in pratica il giorno dopo discutiamo e lui mi fa: oddio, mi sono macchiata qui. Parlare di queste cose mentre mi trucco non va bene. E lui mi fa: vabbè, adesso vediamo, adesso ci muoviamo, bla bla bla. Passano 2 giorni e ancora niente. E io faccio: scusa, ma se deve essere così, che cosa sono venuta a fare? Tanto vale che me ne vado. E lui: bah, per me te ne puoi andare anche adesso. Raga, Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Shit. ora voi mi vedete tutta così, no? Tranquilla. Raga, mi sono fatta accompagnare in quel momento, non ho versato una sola lacrima e credetemi che ci tenevo tantissimo. Arrivata a casa, ovviamente depressione pura, ho perso un sacco di chili, sono stata male, per fortuna i miei mi sono stati vicino, ma in quel momento io non so nemmeno da dove ho cacciato la fermezza, il rigore, la dignità di non versare una sola lacrima, di farmi accompagnare di nuovo a prendere il treno con la mia povera cagnolina sbattuta avanti e indietro, e me ne sono tornata a casa coda tra le gambe un pochino, perché vabbè, i miei genitori ovviamente mi hanno accolta, coda tra le gambe un pochino, stata male ma tipo 3 mesi, veramente malissimo. Tra l'altro in quel periodo ho iniziato a rifrequentare, perché comunque già conoscevo mio marito dal liceo, ho iniziato a frequentare mio marito come amico, e devo dire che non mi sono messa con lui per cacciare via quello vecchio. Io quello vecchio lo avevo già cacciato dal cuore, dalla mente, ed ero in sofferenza, ma ero libera, proprio mentalmente. Cos'è sta roba qua? E raga, non vi dico le volte che mi ha chiamato dopo, ho dovuto quasi, cioè mi sa che ho cambiato numero di telefono, perché tutte le volte che mi chiamava, anche di notte, dicendomi: amore, mi manchi, che adesso dirò una cosa in napoletano, non fateci caso, ma che sangue chi ta straviva vai truan. Mi chiami amore quando non mi hai mai chiamato amore in tutta la tua vita, improvvisamente? Like what? Anzi, raga, vi dirò di più, lui era un misogino incredibile, un sessista incredibile. Lui pensava e sperava che una volta, non lo so se sposati o consolidati, io me ne stessi tanto tranquilla in un angolo a fare la casalinga, a cucinare e pulire per lui, perché lui diceva: questo è il posto delle donne, questo è il vostro posto, statevene al vostro posto. Excuse me? Hai beccato proprio la persona sbagliata, direi. Quando insomma sono risalita dal pozzo nel quale ero finita, ho capito una serie di cose e l'ho mandato beatamente a cagare. Con questo voglio dirvi che non è che io sono stata forte, precisa, eccetera. Prima di arrivare a questo avevo avuto altre piccole relazioni, però che mi avevano segnato profondamente, solo che arrivi a un certo punto che c'è una sorta di rottura, una sorta di
piccola crescita in te e quindi riesci a, da quel momento a un certo qual senso, a gestire poi le relazioni che vengono dopo. C'è sempre qualcuno, quindi di questo io mi sono grata, perché da lì io mi sono detta, d'ora in poi, cioè non esiste, zero rispetto per me, non esiste più. Io d'ora in poi metterò me piedistallo e poi tutto il resto. E non perché diventi egoista o stronza, ma perché capisci che non puoi andare avanti così, ma non esiste. Like, excuse me? L'unica cosa che posso dirvi è che se non avete ancora trovato quel punto di rottura, quel punto di crescita in voi, qualcuno o qualcosa ve lo farà trovare, e mi dispiace che affronterete altra sofferenza, ma sbagliando si imparano un sacco di cose. Allora ragazzi, io vado a finire questi occhi, tra l'altro il blu non mi è mai stato simpatico perché non è semplice. Io ci metto sempre un po' di correttore prima di mettere l'ombretto, perché così si appiccica esattamente come alla palpebra superiore. Poi niente, poi ho conosciuto Luciano, il resto è storia. Sono felicissima, felicissima. Voglio dire un'altra cosa importante. Io sono stata fortunata perché comunque mi piace la vita in due, mi piace avere una relazione. Ma se non trovate adesso o tra 5 anni o chissà quando la persona che fa per voi, ma raga, ma può essere che siete voi stessi la persona che fa per voi. Non ci deve per forza essere un qualcuno al vostro fianco. Io ho avuto sempre questa idea di indipendente, di dire ok, ovviamente dai 20 anni in poi, da quel momento in poi, ok, adesso vengo io, la mia carriera, quello che voglio fare nella mia vita, i miei desideri, le mie espressioni, e poi un'altra persona accanto a me. Ma quella persona accanto a me deve darmi qualcosa, deve aggiungere qualcosa di positivo alla mia vita e alla mia persona, altrimenti non vale la pena. Nonostante io sia un amante della relazione in sé, non mi sarei mai accontentata del primo che capitava subito dopo una rottura così importante. Alla fine adesso io e Luciano siamo insieme da 11 anni e sposati da 4. Non mi sarei sposata con uno per ripicca o per una sorta di vendetta personale. È stato un caso, ma veramente se non trovate la persona che fa per voi, uno, smettete di cercarla. Io, nonostante abbia sempre avuto qualcuno accanto a me, non ho mai cercato, cioè mi è capitato. 2, veramente, cioè dovete bastarvi da soli. È la cosa più bella del mondo, quando scoprite che riuscite a stare bene da soli con voi stessi, vi si apre un mondo. Lo sto sfumando, ovviamente diventerà tutta l'occhiaia blu, ma l'andremo a pulire prima di applicare qualsiasi correttore o fondotinta. Oggi questo blu praticamente me l'ha ispirato Milano, perché dopo tantissimi giorni di pioggia, finally a Milano c'è un po' di sole, questo splendido cielo azzurro. Allora, se avete notato, ho fatto una sorta di halo eye, ho lasciato praticamente la palpebra centrale libera, infatti ci andrò a mettere un altro po' di correttore. E adesso sceglieremo quale sbrilluccichino metterci. Vi faccio vedere dove dovrebbe arrivare la mia crease. C'è raga qua. Ci andiamo ad appiccicare. Avrei voluto mettere quello di Pat, ma è troppo diverso. Quindi prendo sempre uno di Pat, ma è singolo così, ed è tipo un illuminante con riflessi blu. Vedete che sotto alla crease rimane sempre un po' azzurrino, non è proprio super bianco, ma va bene così. Vado a sfumare un po' di questo per non rendere evidente lo stacco. Metto l'eyeliner, questo qua è di NYX Cosmetics, That's the Point. Diciamo che lo voglio molto smoky, quindi l'eyeliner lo metto mozzo, cioè nel senso non lo allungo perché voglio che ci sia il blu, e poi metto le ciglia finte. J'adore! Metto un punto luce sempre con questo illuminante giusto qua. Adorabile. Mascara palpebra inferiore.
Siccome sono in tremendo ritardo per l'appuntamento dal parrucchiere, finisco quest'occhio off camera e magari anche tutto il resto, e poi magari torno stasera a farvi una nuova clip dove vi spiego che cosa ho combinato per il resto. Tanto una volta visto come si fa l'occhio, il resto direi che è abbastanza naturale, cioè insomma. Prendo di nuovo però questo colore qui di Nabla e vado giusto a sfumare qui sotto, e raga, cielo di Milano sia. Rieccoci qua, praticamente ho chiamato per spostare leggermente l'appuntamento così riesco a finire il video più o meno in santa pace, nel senso che comunque vado di fretta, però ho finito l'altro occhio, magari non saranno ugualissimi ma sono di fretta, quante volte l'ho detto, quindi va bene così. Stavo facendo la base e ho utilizzato il NARS Sheer Glow Foundation Deauville Light 4, praticamente numero 4, e l'Infallible Modern Concealer di L'Oreal, questo qua che adoro. Ne vado a mettere un goccino in più e poi vado a fissare. Vado a prendere la Fenty Beauty Pro Filtr Butter, come dicono gli inglesi. Non faccio il baking perché questa cipria per me è già bella tosta, quindi la passo semplicemente così. Comunque questa cipria, cioè, se c'è una cosa che fa questa cipria è che ti pialla proprio, adoro, super consigliata. Anche a chi ha le pelle secca in realtà, perché se ne metti un velo non ti fa effetto super matte e quasi ti riempi anche un po' le linee d'espressione, no? Le rughette, quindi adoro. In realtà non ho trovato la matita che volevo farvi vedere, per cui sono andata a ripescare, non so se ve lo ricordate raga, il Famous Jumbo Pencil di NYX, e prendo il colore Baby Blue, così mi dà un tocco di luce. Adoro. Adesso però bisogna portare un po' di vita, perché altrimenti sembra un po' la sposa cadavere, e prendo Ula Bronzer con il pennello Cheek Shaper di Nabla, che adoro. Vado a fare un warm up all'intero viso. Nascondiamo questa fronte, oh mio Dio! Adesso lo vado però ad ammorbidire. Mi rendo conto che da quando sono dimagrita un pochino non ho bisogno di scavare così tanto, cosa che all'inizio mi veniva un po' di tempo fa, qualche mese fa mi veniva normale perché giustamente ero più tonda. Come blush ne prendo uno un po' color pesca perché mi va a contrastare un po' il blu, quindi mi dà luce, e prendo il Bon Mine di Nabla, tipo questo, forse l'altro, vabbè, faccio un mix, facciamo prima, della palette di NYX, perché raga è l'unico blush che mi trovo di fronte, quindi va bene così. A questo punto l'illuminante di Pat, quello che abbiamo applicato anche sugli occhi, è decisamente dovuto, quindi col pennello di Nabla, sono tutti pennelli di Nabla in realtà, in maniera leggera. Oh my god, yes bitch, lo vedete dalla camera? Ovvio che lo vedete. Inutile dirlo, ma qui abbiamo hashtag overline. Ok, parto con il primo colore, perché mica potevo mettere un rossetto, no? Che è questo qua di NYX, sono tutti e tre di NYX. Questo qua è Jet Set. E ci aggiungo quest'altro qui, Little Denim Dress, sempre di NYX Liquid Suede. Sfumo. Sul discorso amore non ho moltissimo ancora da dirvi, anzi penso di avervi dato abbastanza spunti, e mi raccomando, amatevi sempre, non lasciate che qualcun altro vi possa dare insicurezza sia dal punto di vista mentale, psicologico che fisico, perché sì, il mio ex faceva anche bullismo sul mio aspetto esteriore, visto che non sono mai stata magra, ma questa è un'altra piccola parentesi, quindi mi raccomando, amatevi, trattatevi bene, rispettatevi, mettetevi sempre al primissimo posto. E niente, con questo look da, non lo so, vado a fare la spesa, ci vediamo alla prossima, ciao!
Rieccomi, niente, a riguardarmi in camera non mi piaceva il rossetto, quindi volevo solo avvisarvi che soprattutto quell'ambaradan che ho messo sulle labbra ho aggiunto Alien di NYX Suede, sempre, che praticamente è un nero, e lo trovo molto più interessante così, un po' gotico però fatto bene. Ecco, il rossetto di prima proprio stonava con gli occhi. Niente, sono passata per dirvi questo. Vado che sono in ritardo. Ciao!